Eccoci qua. Siamo in onda, lo so, adesso sì, perché avevo schiacciato male io il cursore. Allora, buona giornata, buona mattinata, anche se il tempo lascia piuttosto da desiderare, anche oggi che ci avevano promesso una schiarita, vediamo però un po' di nubi dalla nostra casetta qui del villaggio di Magie d'inverno di San Vendemiano, vediamo un po' di nubi che si stanno diradando, un po' uno spicchio di sole che cerca di trovare spazio e speriamo che ci illumini al più presto. Allora, buongiorno da parte di Mirko Vidanova e buongiorno da parte di Ivano Barattin per parlare di pallavolo quest'oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a te. E allora, ti abbiamo fatto alzare presto, insomma, perché no. Insomma, dai, ancora sono Ce la fai ancora? Sono ancora un lavoratore, quindi la mattina bisogna imparare ad alzarsi. Sì, quello sì. Allora, e poi avete giocato ieri sera? C'era qualche partita? No. Ok. Allora, Ivano, tu sei vicepresidente, tra l'altro. Sì, sono vicepresidente da qualche anno, diciamo così, dall'anno di fondazione della pallavolo San Vendemiano. Quindi da qualche anno veramente? Da molti anni, dal 1986 se non ricordo male. E quindi... Ma avevi ricoperto altre cariche prima o eri rimasto nell'ombra e adesso sei uscito? No, io non ho mai aspirato a cariche, sinceramente. Come tutti quelli che lavorano dietro. Esatto, preferisco così. Però il vicepresidente siamo nati appunto in quell'anno quando la polisportiva San Vendemiano si è sciolta, diciamo, ed è nata quindi la pallavolo San Vendemiano con il settore maschile all'epoca. All'epoca sì, mi ricordo che c'era il settore maschile. Esattamente. Invece adesso? Adesso abbiamo solo il femminile. Settore femminile, perché è quello che ci dà bacino maggiore, come ormai si può... Cioè chi fa parte di quello sport, di questo sport, sa che il settore un bacino che dà più... È più facile, forse anche più facile da reclutare. E poi è un bello sport femminile. Sì, molto bello. Qui sono d'accordo con te. Presidente, lo ricordiamo e lo salutiamo, è sempre... È naturalmente Alberto Dalcin, figlio l'indimenticato l'arbitro, Sergio. no? Sergio Dalcin, sì, esatto, grande, appassionato e stato ai vertici della pallavolo nazionale. Abbiamo seminato, insomma, in questa zona con personaggi di un certo spessore e di un certo valore. Direi di sì. Ricordiamo anche Dall'Antonia, che è un po' il fino mitico... a 2 anni fa, esattamente, con cui appunto io nasco dirigente della pallavolo San Vendemiano, del Sano Dall'Antonia. E Dall'Antonia che ti ha incastrato in pratica. Diciamo così, l'amicizia a volte fa anche questo. Senti, quindi quante ragazze e ragazzine potete contare? Allora, attualmente siamo circa 120, abbiamo 120 ragazze iscritti, giocatori, diciamo giocatrici in questo caso, nella nostra. Siamo in aumento, per fortuna. Perché il movimento San Vendemiano è sempre andato bene, è sempre segnato bene. Assolutamente, noi abbiamo sempre avuto il sostegno e ora più che mai da parte dell'amministrazione, quindi insomma ci mette a disposizione strutture per poter accogliere queste nostre ragazze, anche se per quest'anno, ad esempio, siamo dovuti andare anche in trasferta a chiedere palestre perché non ce la facevate? Non ce la facciamo ad allenarle tutte. Quando aumentano i numeri è così, se non hai, chiaramente voi siete fortunati perché come San Vendemiano potete contare di alcune strutture veramente incantevoli. Assolutamente, non possiamo non negare tutto questo, anzi. Però quando aumentano i numeri, chiaramente... abbiamo appunto in questo momento necessità di andare verso Conegliano, in questo caso. Andate verso Conegliano? Sì, una palestra a Conegliano, appunto. Queste sono le cose appunto che capitano quando il movimento funziona, quando i numeri crescono. Sì, è meglio averli questi problemi. Esatto, piuttosto che non avere ragazzine per far giocare. E la punta di diamante vostra è una prima divisione, mi dicevi? È una prima divisione che attualmente è in testa alla classifica, quindi siamo più che soddisfatti. E sareste già pronti per fare il balzo o cosa?
Beh, insomma, diciamo che non ne abbiamo ancora parlato Per scaramanzia. sì, profondamente per sviluppare un po' il progetto. Diciamo che le condizioni potrebbero essere quelle di una serie D se l'andamento poi bisognerà vedere. C'è un divario, sì. Ma dal punto di vista tecnico, sinceramente, l'esperienza Poco, che ho mi io pare. direi che Sì. non è un salto tecnico elevato, anzi, probabilmente diciamo ci sono più spese perché Chiaro, ci sono trasferte, dobbiamo andare in regione e quindi costi qualche maggiori costino, e quindi il nostro problema è solo un problema economico. Quindi abbiamo bisogno eventualmente di nuovi sponsor, di gente che ci sostiene, come già da adesso. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando, ci stanno dando una mano, perché appunto grazie all'aiuto economico di tante ditte, di volontari, riusciamo a fare questo che naturalmente è probabilmente il progetto di tutti, ma l'importanza di tutto questo è avere in palestra persone che si divertono, persone che vengono volentieri in palestra e che occupano il loro tempo libero con lo sport. È chiaro, poi si dice sempre, insomma, è importante partecipare e non vincere, insomma, se si vince è meglio, però partecipare è fondamentale, è importante. Noi abbiamo un brutto con il vizietto, sorriso. Abbiamo un brutto vizietto, quello di vincere. Quello di vincere. Perché mi dicevi e sapevo che in provincia siete un po' i leader, insomma, a livello giovanile. Beh, sì, ci conoscono ormai abbastanza. Direi di Damiano in provincia è la squadra al vertice dal punto di vista giovanile. Abbiamo vinto ormai innumerevoli campionati giovanili, arrivati anche a vincere il campionato regionale e una volta, qualche anno fa, siamo stati anche alla finale nazionale di Bari, quindi con l'Under 14. Quindi siamo una società piccola, ma che ha alle basi delle ragazze molto volenterose e capaci e istruite dai nostri allenatori. Poi sai, non è poi così semplice rimanere alti, in questo caso perché vincete, ma umili e girare bassi, no? Perché in giro, insomma, ci sono di quelli che magari vincono una volta e poi l'anno dopo spariti la dai nostra radar. sembra non essere una casualità, esatto. Insomma, questo ormai mi sembra acclamato. Poi da qualche anno abbiamo militato anche per gli anni addietro in campionati naturalmente di divisione. Però quest'anno abbiamo addirittura, già dall'anno scorso abbiamo iniziato la terza e la seconda divisione e entrambi hanno vinto il campionato, la promozione, quindi ci ritroviamo quest'anno con una seconda e una prima divisione che, come detto, la prima è già in testa alla classifica. Tra l'altro aggiungo, abbiamo vinto l'8 dicembre per il secondo anno consecutivo la Coppa Treviso, in sostanza delle divisioni. Quest'anno l'abbiamo vinta da squadra, diciamo così, di prima divisione. L'anno scorso, per la prima volta nella storia, noi che eravamo in seconda divisione abbiamo avuto in finale quella di prima. Questa non la sapevo, quindi complimenti doppi. Ma io mi ricordo anni fa, quando guardavo e vedevo le prime divisioni, vedevi anche delle signorine un po' attempate, no? Esattamente, che giocavano. Sì, adesso mi dici che non è più così tanto, no? No, l'età media è assolutamente abbassata. I campionati si effettuano con ragazze quasi per la maggior parte non maggiorenni, quindi età che va dai 16 ai 18. Poi naturalmente ci sono quelle che hanno 20 anni, ma noi ad esempio non superiamo i 20 anni, insomma. Quindi il livello dove poter lavorare è ancora sul giovanile, dove si può formare e si possono formare buone realtà. Direi che nei nostri paesi, nelle nostre piccole società,
è tutto lì. È tutto lì. Chiaro. Facciamo un po' di nomi di tecnici, a parte la mitica Allora, Carla Busetti che sì. conosco, però insomma mi devi aiutare, insomma prova, rimugina e ricorda. Allora, vabbè, quest'anno abbiamo 3-4 allenatori nel nostro carnet, ovviamente capitanati, diciamo così, come hai detto, dalla Carla Busetti, che da sempre praticamente... Lei è nata, allenatrice, è nata con voi, più o meno. Direi che adesso io non posso darlo per certo, però sì, ma insomma è con noi da sempre, da quando la società praticamente è nata, non ancora è nata quando ci siamo trasformati in femminile praticamente. Sì. E quindi con lei siamo appunto da sempre. Poi abbiamo Cappellotto, che è l'allenatore, diciamo così, di prima divisione, dove segue le squadre appunto del campionato della prima squadra. E poi che è Stefano Cappellotto. Sì? No? Sì, Stefano. Scusami, in questo momento ho un'amnesia. Anch'io, siamo in due amnesie. Sì. E poi altri allenatori, ma se ci sono, ma li ricordiamo così, sì, presi al momento, esatto. Non abbiamo nulla per ricordarlo in questo momento, quindi mi sfuggono, devo essere sincero, in questo momento mi sfuggono i nomi, sono evidentemente un po' emozionato. No, vabbè, tranquillo. Allora, questo per quanto riguarda appunto queste squadre che avete. Come mai avete lasciato il maschile, come dicevi prima, perché ma non avevamo più ricambio, un territorio che non nelle vicinanze ormai squadre maschili. Chi c'era? Castel? C'era una volta, c'era, ma non credo esista neanche, perché poi c'è stato questo cambiamento proprio quasi è stato un cambiamento naturale, ma tutta la federazione della pallavolo ormai ruota intorno al mondo femminile, cioè ci sono un sacco di campionati e di gironi che nel settore maschile ormai sono un'utopia, perché come dicevi tu è un bello sport femminile, credo di poter dire che è il più bel sport femminile, sicuramente. Unisce un po' tutto, inteso come sport di squadra. Sì, unisce un po' tutto, la forza, la grinta, la cattiveria, però la delicatezza e la gentilezza delle donne, bravissimo, si vede. Il movimento che porta ad effettuare per il gesto tecnico è ideale per la donna. Per la donna, sono d'accordo con te. Quindi insomma ci aspettiamo nuovi successi da questa pallavolo San Vendemiano. La stagione è iniziata con i migliori auspici, ancora una volta, e quindi possiamo solo pensare di proseguire così e di poter raggiungere altri successi, ma come ho già anche detto prima, insomma, poi siamo un po' abituati un po' male a lo so, quando si vince poi non vorrei che diventasse appunto un obiettivo troppo importante, quando invece appunto il primo obiettivo per noi è portare più ragazze possibile a San Vendemiano, ma non ragazze mi scuso, non ragazze tecnicamente elevate, quindi andare a pescarle da altre o a comprarle da altre parti. Bravissimo, ma portarle qui dal territorio, che vengano perché vogliono venire a San Vendemiano a giocare a pallavolo. Ed è ancora valido, sì? C'è la gente, sono le ragazzine insomma, la nostra, chiaro che abbiamo delle collaborazioni, ad esempio, con altre società, questo stavo per chiederci, vedi Aurora, che è la più vicina a noi, che ci sono degli interscambi, cioè loro danno ragazze a noi diamo ragazze a loro, perché così possono, magari per numero non riusciamo a fare un campionato e quindi interscambiamo le ragazze. La collaborazione è fondamentale, appunto, secondo me. Esatto, allora poi fanno comunque un'esperienza, ma il bacino di ragazze insomma, che partecipano, che vengono, è quello territoriale. È quello territoriale, San Vendemiano e limitrofi. Tant'è insomma, che la federazione ha istituito l'S3, che è il mini volley praticamente dalla quarta elementare. Quindi noi abbiamo
ragazzine, in questo caso anche i ragazzini possono inserirsi perché non c'è il sesso qui in questo caso. Sì, non dividono. Non dividono, esatto, quindi noi partiamo da lì, quindi siamo una società che lavora prima di tutto sul portare le ragazze in palestra. Esattamente, da piccole. Il fenomeno IMOCO sta aiutando. Beh, insomma, io credo che sicuramente sia un aiuto assolutamente, come lo è stato la Sisley a livello maschile negli anni passati, che appunto dato sicuramente stimoli. L'IMOCO in questo momento è sicuramente un grosso traino, me la sento dire. Noi abbiamo anche l'opportunità di vederle perché si allenano qua, non mi pare, con i pesi. Cosa fanno? Pesi? A palestra? Fanno proprio l'allenamento, fanno anche ovviamente la palestra di pesi, ma fanno anche l'allenamento tecnico sulla palestra. Sì, nella nostra stessa palestra, solo che loro lo fanno la mattina. Chiaramente sono professionisti. Sì, esattamente, ma sono qui nella nostra palestra. Quindi c'è la possibilità anche per le ragazzine di stare a contatto, di vedere, insomma, qualche volta capiterà. È capitato sicuramente, e poi sapere che una squadra che è stata poco fa in Cina ha vinto il mondiale ed è nella nostra stessa palestra, insomma, può dare una misura, insomma, di... Ma le ragazzine si arriva con quell'obiettivo, cioè dici? Una inizia poi gradatamente, se ha la testa sulle spalle, poi sarà il destino a portarle a decidere cosa fare. Esattamente. Noi parlavamo prima scherzando che nel mondo della pallavolo insomma bisogna essere di una certa altezza, no? Esatto. Perché nemmeno più i liberi, a parte Monica Di Gennaro e qualchedun'altra, adesso sono un pochino più alte. Esattamente, il libero è ancora l'unico che non può prescindere dall'altezza. Che tra l'altro voi avete la Carla Busetti che in nazionale ha fatto il libero, mi pare, aveva cominciato con... Ha partecipato alla nazionale, sì. Era una delle prime... Giuro che non mi ricordo se abbia... Sì, quello mi pare che fosse stata... Comunque è stata... Nazionale. È stata senz'altro nazionale. È stata una premiazione per lei, sì, un premio, perché se lo meritava. Esatto, pienamente meritato, credo. Perché l'ex tenuta di Colalbrigo che c'era, che conquistò la Serie A2, poi finita male, così come tutti magari si ricorderanno, era trascinata da questa giocatrice che era forza della natura, quindi immagino sia forza della natura anche come allenatrice, immagino, conoscendola il carattere non dovrebbe mancare alla ragazza. Né il carattere ma soprattutto l'aspetto tecnico non manca alla nostra Carla. Sì, questa può dire molto, insomma, per tutti gli anni che l'avete... I meriti sono assolutamente suoi. Il contratto gli viene rinnovato di secolo in secolo a lei, non di anno in anno. Vabbè, stiamo scherzando naturalmente, salutiamo Carla se per caso ci ascolterà poi con questa registrazione. Bene, vicepresidente, io la ringrazio, l'ho fatta svegliare così di domenica, così... È stato un piacere, anzi. Piove, quindi tante robe non avevi da fare, si avvicina il Natale, quindi avete già festeggiato con cene, con festa, cosa fate? Allora, noi solitamente cerchiamo... Gli impegni sono molti, le persone che ci lavorano sono poche, sono sempre meno degli impegni necessari, per cui recentemente abbiamo fatto appunto la presentazione della stagione, che naturalmente è già avviata, e insieme abbiamo fatto anche gli auguri di Natale, perché ci ritroviamo tutti in palestra, chiaro, genitori, simpatizzanti, e questo è bello. E questo, è un bel momento. È un bel momento, sì. Avevamo anche il nostro presidente De Conti presente, quindi insomma, ho detto quel giorno tra me e me che quello è il motivo per cui si lavora un anno, ed è il momento più bello vedere tutta la gente in palestra. Sì, perché ti dà, insomma, ti dà il peso e ti dà il metro che, insomma, hai lavorato, ma hai lavorato per qualcosa, insomma. Esattamente, cioè tu, questo è il vostro compito, il nostro compito non è quello di portare una società Dio sa dove, per carità, sì, tutto venga e ben venga,
ma di lavorare sotto, ma di lavorare e di vedere le facce sorridenti dall'altra parte. Bello. Allora Ivano, grazie per essere stati con noi, buon Natale, buone feste a tutte le tue ragazze, 160, 170 quante sono, quindi salutale tutte, auguri a tutti voi e altri successi insomma arriveranno. Grazie a tutti e grazie agli ascoltatori. Grazie a te. Grazie. Assessore, quinta rassegna dei presepi qui al villaggio natalizio, ma siamo nella sede del comune di San Vendemiano. È una bella iniziativa anche questa. È molto bella, sì, difatti è il quinto anno e siamo orgogliosi di queste sale espositive che sono molto spaziose, perciò permettono anche di ospitare varie rassegne di pittura, di scultura e anche dei presepi. Presepi che tra l'altro mi diceva ce n'è uno di 5 quintali, no? Perché è tutto fatto di pietra. Abbiamo fatto 3 viaggi per andarlo a prendere a Sacile e questo signore poi lo ha montato qua e ci sono anche persone che stanno qua una settimana per preparare un presepe come quello che è nell'angolo in fondo di 2,5 metri per 4 e vedo che c'è tanta passione comunque di questi artigiani, artisti, scultori veramente, e abbiamo comunque come ospiti principali sono i bambini e i ragazzi delle scuole di tutto il plesso di San Vendemiano e anche fuori, poi abbiamo anche delle comunità che partecipano ogni anno e mi sembra che ogni anno aumenta sempre di più la richiesta di partecipazione e noi ne siamo veramente contenti. Ho visto che ci sono anche dei presepi, per esempio dalla Giordania e da altri paesi del mondo. Da tutti i paesi del mondo, un signore appassionato che difatti anche questa sera ha ideato un concorso in Facebook creando il presepe su un luogo, ha avuto uno spunto di un luogo e il primo che indovinava, lui fotografava i vari passaggi, ha vinto il presepe e ci sarà la premiazione questa sera. Perciò da cosa nasce cosa e noi insomma siamo qui per stimolare l'arte e tutte queste passioni perché insomma il presepe è importante, sì. La mostra dei presepi rimarrà aperta fino al 26 gennaio. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow We are dashing in a one-horse open sleigh. one-horse sleigh. All the fields we go, All the fields we go, laughing all the way. all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Oh, what fun! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, oh, what fun in a one horse open sleigh. Jingle bells, oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away,
Alessio Pagotto. Numero 55 Matteo Papa. Numero 88 è Aaron Peorinto. Con il numero 90 Alessio Tonon. Seconda formazione che andiamo a presentarvi, il Feltre Ghiaccio. Pronto? Numero 65 Cristian Avalle. Avanti. Con il numero 2 Marco Bigarella, numero 46 scusate, Marco Bigarella. Vi do l'ordine alfabetico, quindi siate pronti per favore. Numero 58 Stella Patrizia Dal Ponte. Con il numero 10, numero 55 Evan De Boni. Numero 69 Thomas De Coni. Il numero 97 Alessio Malacarne. Numero 51 Thomas Mattia. Il numero 93 Veronica Benedetta Montanino. E il numero 91 Luca Pagnussat. Presentiamo ora gli amici dello Zoldo, i piccoli loncini. Con il numero 18 Daniele Cascella. Il numero 16 Filippo Daros. Con il numero 11 Cristian Villa. Il numero 6 è Christian Levis. Il numero 17 Victor Meneghetti. Con il numero 10 Enea Pancera. Numero 5 Luca Piucco. Aglia numero 20 Giorgia Salmaso. Con il numero 8 Etienne Scussel. Il numero 1 Tommy Toldo. Il numero 9 Niccolò Kleiber. E con il numero 22 Nicola Piva. Ed ora gli ossetti del piedicadore. Con il numero 10 Jordan Valdissara. Numero 5 Lorenzo Daprà. Con il numero 7 Gabriele De Luca. Numero 19 Davide De Marc. Buona giornata e buongiorno a tutti ancora e ritorniamo in collegamento con le magie di Natale di San Vendemiano per quanto riguarda adesso l'hockey su ghiaccio. Ne abbiamo parlato fino a poco fa di pallavolo femminile con la società di San Vendemiano e adesso parliamo invece di hockey. Lo faccio in compagnia ormai di un esperto per quanto riguarda anche la televisione e il web, e cioè Davide. Ciao. Buongiorno. Ciao, come stiamo? Bene? Bene, sì. Molto bene. Allora, sei di nuovo in veste di commentatore e naturalmente osservatore dei tuoi giocatori interessati, perché andiamo nuovamente, come una ventina di giorni fa, a vedere e a scoprire insieme a voi il mondo hockey dell'Ice Team Sanve, appunto di San Vendemiano, perché oggi il campionato ha portato la compagine appunto dell'Ice Team Sanve in quel di Pieve di Cadore. Dico bene, Davide? Sì. Quindi siamo ritornati a Pieve di Cadore con le nostre telecamere e scopriremo insieme queste partite che vengono fatte. Con chi giocano? Allora c'è Feltre, Pieve di Cadore e Zoldo ha le maglie bianche, verdi, gialle. Noi? Classico blu. Classico. Con il leone davanti. Con il leone davanti addirittura. Poi bene. ci sono Picchi di Feltre e Pieve di Cadore, che è quello azzurro. Devi stare un pochino più vicino, mi dicono, perché lo alzo benissimo, lo alzo molto bene, eccolo qua, lo alziamo, perfetto, bene, non occorre che stai più vicino, quindi ti ho alzato io. Bene, allora qui da San Vendemiano noi effettueremo questo commento, o quantomeno cercheremo di effettuare questo commento. Non è una telecronaca vera e propria, insomma, non è che siamo qui a seguire ogni movimento, commenteremo, parleremo insieme a Davide come abbiamo fatto insomma una ventina di giorni fa, forse qualcosa in più per quanto riguarda appunto
quella giornata che seguimmo, dove ci furono 2 vittorie e una sconfitta, mi pare? No, 2 vittorie e una sconfitta o il contrario? Cos'era? No, ho fatto il contrario. Contrario, Sì. 2 sconfitte e una vittoria, ma sono sconfitte prese contro squadre che masticano hockey di più. Sì, diciamo che potevamo vincere, però c'era la regola di mettere il portiere dell'Aleghe. Ah, ho capito, sì. Metterlo anche fare metà a metà, così i bambini si divertono senza stare là magari escludere un portiere. E allora Leonardo questa volta ha fatto il suo compito. Oh, Ha bene, cambiato, bene, ha preso bene. solo 2 gol. Per la regia, ecco, perfetto, perché non vedeva più nulla. Quindi Leonardo è tranquillo? Beh, è iniziata la partita o no? No, stanno facendo Ho fatto la ancora presentazione. presentazione, riscaldamento e poi si dovrebbe entrare. Sono partite, dicevamo l'altra volta, che durano Adesso sono sempre 20-20. 20 No, minuti. perché lo fanno 15-15. Ah, 15 minuti per vedere le squadre che si affronteranno. Ci sono sempre i figli del sindaco? No, non ci sono. Come non perché ci sono? Stavano male. Oh madonna C'è santa! l'influenza Come? stagionale. Ma dove avrebbero dovuto salire ugualmente questa volta? Vabbè. Ah, quindi stanno male tutti e 2? Sì, tutti e 2, sì, perché... Insieme? Sì, perché non hanno mai, diciamo, non so, hanno fatto il stop intero. E anche il sindaco sta male, No. no, per No, fortuna. no. E casomai, se non sa dove andare, il sindaco lo invitiamo a transitare da queste parti, insomma, dal villaggio delle magie d'inverno, qui a San Vendemiano, dove e da dove commentiamo questi incontri che tra poco andranno ad iniziare. Quindi con Leonardo tutto ok? Sì. Ha capito Sì, gli capito, insegnamenti che gli hai dato? Si è rivisto? Sì. Si è rivista. Beh, è importante. Non sì. sono riuscito a vederlo io perché ovviamente essendo in trasferta non si vedeva. Adesso vediamo oggi che... Come si comporta? Come si comporta, sì. Ma gli metti pressione, gli metti così. Questo dice, ma guarda te, anche questi con le telecamere dovevano venire a farmi aver pressione doppia per quanto riguarda. Vedo anche, sbaglio o è Aldo Zanetti quello dell'atletica Silca Ogliano che sta camminando qui nel villaggio delle casette qui. Va bene. Allora, tutto pronto? Tuo Sì. padre è lì, giacca Sì. rossa? No, Qual è? quella nera. Ah, quella nera. Blu. Ok, quindi due istruttori a bordo campo per cominciare queste partitelle che vedono. È un campionato, lo diciamo nuovamente, è un campionato che si chiama Campionato Veneto Trentino, che pone appunto San Vendemiano ad affrontare. Che c'è? Non che si è bloccato il video. Si è bloccato il video, ragazzi? Perché noi non possiamo commentare sul video fermo, è difficile andare avanti un'ora e mezza. Noi ci improviamo anche, però sembra che la difficoltà ci sia tutta. È vero, Sì. è vero, siamo fermi, siamo con il blocco immagine, il fermo immagine. Adesso pare che si siano accorti dal Pullman Master, dalla regia potentissima. Ecco. Eccoli qua, siamo all'ingaggio? Sì. Via, partiti. È partita la prima gara che oppone San Vendemiano Feltre. a Feltre. Picchi di Feltre. Feltre adesso bisogna batterla, no? Sì. Ti vedo fiducioso. No, Davide. sì. Molto, No. molto Ho visto bene. tanto la differenza, adesso non avremo lo stop per Natale, anzi ci saranno gli allenamenti, comunque continueremo durante le feste di Natale fino a marzo, finché c'è ghiaccio. Perciò con gli allenamenti giustamente avranno più fisico, diciamo, possiamo fare più fiato, costruire questi qua, sì. Queste cose qui, adesso c'era più tecnica, più schemi, diciamo, più per gioco e non si potevano più affaticare più di tanto perché avendo le partite abbastanza vicine, perché venerdì si fa allenamento, domenica si gioca, perciò non si può neanche pretendere più di sì, tanto. Lo ricordiamo naturalmente, la squadra di San Vendemiano è una novità, diciamo, per il mondo dell'hockey e soprattutto per il mondo della montagna, perché San Vendemiano non è ai monti. No.
non è ai monti e la simpatia che raccogliete, immagino, sarà quella di dire: ma come, voi non avete né montagne né niente né neve, perché non arriva Pianura. quasi mai, pianura completa, e avete la squadra di hockey, e quindi questa è una bella cosa. I nostri sono questi quelli blu, Sì. quindi stanno giocando? Stanno Sì, andando sempre bene? 0-0. Sempre 0-0, resistono, insomma, bene così. Sono 3 partitelle che dovranno effettuare, 3 partite da 15 minuti Sì. l'una. Attenzione, bene. Ha Parata? fatto la scivolata, sì, parata, sì. Bene. Si è spostato, ha fatto il movimento giusto con la gamba destra. Sì. Promosso. Sì. Vedo una scivolata giù in fondo di un ragazzino che ha corso lungo la balaustra. Il cambio no, non è ancora avvenuto. Adesso. Adesso eccolo qua. Quindi i cambi cambia la linea in Sì, pratica, perché esatto. noi siamo abituati a parlare magari calcisticamente o a livello di basket, che fanno il cambio 1-1, qui invece si cambia la linea nell'hockey, no? Cambi volanti si Cambi chiamano, volanti con il cambio della linea, attacco e difesa. Quindi, ma si possono cambiare tutti da profano, così li tiro fuori tutti, No. oppure devo mantenere la linea difensiva, per esempio la tengo e sostituisco la linea Sì. offensiva? Sì, perché di solito vanno a linee, no? Sono con 4-4-4. Però in questo caso si può anche cambiare, dipende dall'allenatore, magari che se vede, Lasciando qualcuno in campo, lascia, altrimenti... esatto, magari dopo toglie, magari fa, anziché avere 3 linee le può fare diventare 2, ma questo succede in Serie A, no? Non Bambini adesso, fanno ancora la non differenza, adesso sicuramente, c'è non queste adesso. differenze così. Il divertimento innanzitutto deve essere fondamentale, perché naturalmente c'è la possibilità Sì, in questo di caso giocano imparare. tutti, perché c'è bisogno che giocano tutti, perché dopo, man mano che vanno avanti, si vede dopo la differenza, non adesso. No? Chiaro. Nel calcio già ho sentito magari che qualcuno elimina quelli un po' più deboli, ma non vuol dire che per forza deve essere sempre... Assolutamente, ma molte Tutta la squadre vita. nel calcio fanno selezione Sì. subito, no? Quindi quelli che sono meno dotati passano la vita sulle panchine. Ecco, possiamo invitarli a venire a giocare venire a hockey. giocare hockey, almeno giocano tutti, state tranquilli, non è rischioso, non è pericoloso, lo abbiamo sottolineato, ho detto la volta scorsa, abbiamo preso un po' in giro le mamme che di solito dicono: ah no, mio figlio non lo mando perché magari si prende botte, non succede nulla di tutto ciò. Tra l'altro si sporca minimamente, perché se giocassero all'aperto sarebbero più sporchi, Sì. no? Quindi le mani sono anche freddo. agevolate, meno lavatrici da fare, quindi andrebbero in tranquillità. Qui si attacca adesso, Sì. Si attacca, però ancora 0-0? Sì, allora rispetto all'inizio del campionato vedo la differenza tanta, perché adesso ho Non vediamo visto, più nulla. ho visto all'inizio del campionato che tipo Feltre pressava tanto di più, aveva dei ragazzini che sembravano più forti, giustamente loro si sono allenati molto prima, adesso si vede che San Vendemiano proprio li ha passati via. E beh, questa è una bella cosa. Sì. Di nuovo per la regia, mi sentite? Abbiamo una cosa, non riusciamo a vedere. Grazie, perfetto. Bene, perché altrimenti non riusciamo a vedere dal nostro monitor di servizio la partita. Perfetto adesso. Sì, hai notato già delle migliorie, insomma. Se si stanno andando su, là ovviamente fa la differenza quando si parte con gli allenamenti su ghiaccio, no? Noi siamo partiti un po' dopo perché avendo la pista qui che non è proprio coperta, non è un palaghiaccio, allora facciamo un po' più fatica, partiamo sempre un po' svantaggiati all'inizio del campionato. Però poi li riprendete. Dopo sì, infatti si vede che proprio gli allenamenti servono. Adesso loro fanno un allenamento in più, o giovedì fanno allenamento secco, perciò anche quello ha già fatto un po' di cambiamento, e adesso durante le vacanze di Natale si vedrà ancora di più, a gennaio ci sarà già la differenza proprio netta. Chiaro, hai la possibilità Sì. di allenarti di più e soprattutto sul terreno, Sì. che è quello che deve esserci e che c'è, insomma direi che si notano appunto questi miglioramenti. Anche Feltre non è una cittadina, non è in mezzo alla neve, Sì. però loro hanno da tanti anni invece Sì. il palaghiaccio, e arrivano una serie di papà con gli attrezzi. Giocano anche questi o
O cosa fanno? No. Stiamo commentando quello che vediamo dalla nostra casetta. No, pensavo fossero degli atleti. E quindi anche Feltri, sì, però loro hanno da molti anni il palaghiaccio. Sì, no? hanno le caserme giustamente là vicino, allora fanno tanto pubblico, poi ci sono Fanno pubblico, c'è sì. anche l'università, allora Mm. riescono a combinare con queste affluenza, ecco. Ma non tanto i bambini, ma più grandi. Più i grandi, sì. Mm. E beh, noi tra pochi anni avremo il palaghiaccio, no? Sì. Si spera, si spera. Stavo per ingannarti così, volevo dirti, abbiamo già comunque no. si spera, no? C'è stata questa ventilata, insomma, Se ne dichiarazione, esatto, bravo Davide, se ne parla di questo palaghiaccio che potrebbe sorgere qui a San Vendemiano e sarebbe sicuramente, per il movimento che state facendo e che avete fatto non soltanto con l'hockey, ma ne abbiamo parlato ieri con Ania per quanto riguarda il pattinaggio sul ghiaccio, sarebbe veramente un bel successo, insomma, avere questo palaghiaccio. Sì, perché c'è l'utenza di bacino qui che non è indifferente, perché giustamente c'è Treviso, c'è Sacile, Pordenone. Che è Potrebbe vicino. essere una cosina interessante sicuramente. Bene, sindaco che oggi è a casa, ascolta e quindi No, ma prende passa nota. spesso, qua, sì, passa. quasi tutti i weekend è sempre qua, visto anche ieri sera era qua alle Era 10 qui? di sera. Ma i figli insomma li aveva già messi a letto, già malati, era venuto Con ad il avvisare termometro. con il termometro in bocca e stavano avendo un po' di febbre. Qui siamo sempre 0-0? Sì. Tirata questa partitella, quindi... Rispetto all'altra volta che abbiamo visto, adesso beh sì, sì. c'è una differenza. Tua figlia è scesa in campo Sì, o no? prima l'ho vista, però anche lei, abbiamo guardato l'altro giorno il video, la differenza come pattinava l'anno scorso, come pattina quest'anno. lei Già cambiata? Sì, cambiata, sì. Anche il modo di pattinare è fondamentale, sì, Sì, tu me sì, lo sì, insegni, dicevi che tu Sì. correvi forte, no? Io avevo più velocità sui pattini, mio papà aveva più tecnica, se là dipende Vabbè, sì, chiaro, però è importante, Bisogna allenare l'altra parte, giustamente io ho dovuto, infatti qua su questo campo di San Vendemiano veniamo a allenarci ogni giovedì sera dalle 9 fino alle 10 con ex Serie C, che sono dei giocatori che hanno giocato sempre, meno male, in altre squadre. Ci troviamo qui, ci troviamo bene perché campo piccolo, è molto tecnico, molto veloce, bisogna fare l'accelerazione sempre, che non si sta mai fermi. Ecco, un tiro scagliato preparato, sì. quasi da metà campo, Sì. diciamo, però l'ha parato mi pare, Sì, no? sì, l'ha parato. Quindi sempre 0-0. Quindi sempre 0-0 con un cambio che avviene adesso tra le linee e ricordo Feltre contro Ice Team Sanve 0-0 per il Questa risultato. è Isabella, ecco, adesso è caduta però. Ah, era quella Sì. tua figlia? Sì, infatti abbiamo fatto anche questi allenamenti qui, seguire il giocatore dietro la porta, giustamente non mollarlo perché se gli diamo un po' di spazio dopo il giocatore prende e parte va via. Ecco, questo è giusto, adesso ho iniziato anche a fare i passaggi. E sta Una crescendo volta- la ragazza. Sì, Sta ma si allena crescendo. anche poco rispetto magari Ma a in, altri ma in bambini che in sono famiglia sono tutti convinti ormai? qua. Sì. Sei riuscito No, beh. ad accettare insomma che Ah, adesso c'è un massacro lì, sì. parata ancora mi pare, no? Si stanno pressando, sì. Stanno spingendo quelli sì. dell'Ice Team Sanve, attenzione che va subito in azione difensiva, riesce anche a bloccarlo, un disco che è nostro, giusto? Sì. Sì, eccolo qui che esce. Questo è Denis. Bisogna mettere gli occhiali per vedere il disco. Oggi ci hanno lasciato un monitorino un pochino più piccolo e quindi qualche difficoltà. Laggiù in fondo che succede? Vanno a riprendersi la palla. Sta prendendo il disco. La palla, sì, esatto, Sì. il disco. Qui si va dietro la porta, Ha perso il disco. ha perso il disco, riparte Sanve ancora in avanti, bloccate. Contropiede. Gol. E gol? Sì, gol. 1-0 per 1-0 Feltre? per Feltre, sì. In contropiede mi pare, Sì. no? Siamo usciti male, ci hanno castigato in una delle pochissime azioni che Feltre ha fatto. Manca Stefano, manca Marco Dusin
Poi manca anche Elia che è andato in Francia perché avendo la mamma francese è andato a trovare i nonni. Sì, ma abbiamo un po' mancanza di giocatori, ecco, quelli anche bravi. Li puniremo tutti. Sì. Non dovevano Doppi star male. allenamenti. No, doppi allenamenti perché non E sono andati in vacanza. I figli del sindaco non devono più star male. Primo, il francese non deve più andare in No. Francia, anche perché ci sono i gilet gialli che protestano, quindi ci sono solo problemi, quindi deve stare qui perché la squadra ha bisogno di tutti, non ci si muove. Noi stiamo scherzando naturalmente perché stiamo seguendo in diretta da Pieve di Cadore con i nostri potentissimi mezzi Pullman Master che si stanno muovendo da San Mennemiano a Feltre. Nessuno dalla regia mi guarda come dire, ma questo qua. Ah, ecco, si sono girati subito adesso, si vede. E stiamo in diretta, vedi, da Pieve di Cadore, stiamo trasmettendo questo campionato Under 11 Veneto Trentino, che non è mica da ridere, insomma, perché avete l'opportunità di affrontare queste formazioni che qui si stanno... Non hanno fatto una scivolata, ma... Se non la finite con quelle finestre, vi apro una finestra, sapete, Ecco, uno fuori. pari. Uno pari. Sì. Abbiamo pareggiato, Tirato ragazzi. lontano, sì. Possibile mettere una sì. No, non lo so. Alessio. Stavo scherzando. Alessio ha segnato. Sì. Alessio di cognome come fa? Non lo sappiamo. No, figlio di Alberto, quello con la giacca rossa. Papa. Sì, Papa. Hai visto? Sì. Perché Alberto è venuto qui a parlare, sì, ok. Bene, quindi Alberto, no, come si chiama il Alessio, figlio? Alessio figlio di Papa. Alberto. Bene, Alessio Papa, figlio di Alberto. sembra lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ecco, bene. Allora, 1-1, abbiamo rimesso in parità subito le cose e dal letto si sono alzati anche i figli del sindaco Dussin gridando gol gol. Molto bene. E allora... Quanto mancherà? Tanto per E qua non si vede perché io sono uno che si Dovrebbe accontenta essere del due minuti pareggio. qua. Io sono uno che mi accontento del pareggio. Se prima ero sotto, mi accontento del pareggio. No. Hanno fatto il cambio portiere, adesso vedremo com'è. Abbiamo cambiato Leonardo? Sì. Come si permettono? No, bisogna farlo perché Bisogna se farlo. gli altri hanno magari due portieri, giustamente Ui. per cambiare ogni tanto. ma- Cadono molto oggi, come mai? Può essere o Il che ghiaccio- il ghiaccio è un po' più duro, allora avendo la filatura qua per il ghiaccio più morbido, può essere che fanno magari fatica a tenere. Altro contropiede, Non ma mi ci fermato. siamo, l'abbiamo fermato. Però ci stanno dando dentro, eh? Dai. Abbiamo segnato? No, ho parato. Ah. Ma come fai a vedere questo disco che va io? L'abitudine. L'abitudine immagino, perché non sono orbo cieco del tutto, quindi però qualche volta insomma sto disco non lo vedo. Lì- No, ma io prevedo un po' i movimenti, no? Non Chiaro, è- chiaro. Sì, magari faccio fatica anche io a vedere il disco perché giustamente è un puntino nero che scivola che su una scivola. cosa bianca, ma non è Quanto che si pesa vede il più. disco questo? Cos'era? 80 grammi. 80 grammi, quindi se lo prendi su Sì. fa malino insomma. fa male, sì. Anche quelli dei grandi pesano di più quelli. No, è sempre uguale. sì, sempre sì. uguale. Ah, Sempre sì, uguale, piccoli sì. che grandi, disco Sì. uguale. Sì, Ah, sì, sì. volete finire? Ci accontentiamo del pareggio, Davide, oppure no? No, Bene, no. infatti, cosa dico? No, Vogliamo la vittoria, forza Sambe, andiamo a vincere, vediamo, lì ne hanno fermato uno. Ma loro sono in tanti dentro lì. No, sono sempre 4 contro 4. Li vedevo fuori lì. Sì. Ho fatto 3 contro 3 perché Adesso cambio di linee. Sì. Ale, tuo padre dov'è? È lì? sempre là si vince Sempre là. un giocatore no. Sta frustando? No. Ma lui è un buono, mi pare. Ma insomma, Beh, vabbè, però dallo sguardo magari, però mi pare Sì, che... ecco, la mi pare Francia che no, la Francia esatto, sì, guardandolo uno dice, beh, questo tutti mi fa i bambini paura. lo Però i bambini rispettano, sì, lo sì, amano, sì, lo sì. rispettano, veramente so che... sì, giustamente deve farsi ascoltare, Beh, no? chiaro, Perché insomma. i bambini Era è un po' come a scuola. Era come quando picchiava te, insomma, no? Quindi non ti quello no. picchiava? No, quello no, mi urlava dietro. Con la sì. mazza ti dava. Quello no. Quando tu non volevi giocare a hockey, lui No. ti ha... Ma sto scherzando, Vabbè, io ero indeciso tra corsa campestre perché ero bravo, cioè facevo atletica. E lui Cosa dire, ti ha... No, lui ha detto scegli tu, vedi tu cosa sei più portato. Io invece so cosa è successo. Lui ti ha segato le scarpette da ginnastica, da corsa, e ti ha messo già i pattini là. Ha detto, adesso fai quello che vuoi, Ecco, però... 2-1. Siamo passati in vantaggio?
Che bello ragazzi, chi ha segnato? Sempre Alessio, sì. È stato scatenato Alessio. Sì, è veloce, sì, lui sì. Adesso in Bloccato di nuovo lo in schermo. in virtù del gol si è bloccata la telecamera perché deve aver preso il nostro cameraman, ha bloccato tutto e quindi 2-1. Intanto stiamo vincendo. Allora Mirko Villanova, che si sarebbe accontentato, solito calciofilo, Sì. mi sarei accontentato dell'1-1 portato via. Invece Davide dice no, dobbiamo vincere e ha avuto ragione. Due pari. Arca, 2 pari. Sì. Siamo distratti un attimo. 2-2. 2-2 sì. ragazzi. Feltre torna a pareggiare l'incontro. Quanto mancherà? Poco adesso. Non so perché adesso si è tutto. Cronometro dovrebbe mancare comunque poco per il primo tempo. La prossima volta che commentiamo, David, facciamo una richiesta. Fatecelo ancora più piccolo lo schermino. Guarda che faccia, si arrabbiano dall'altra parte. No, l'altra volta c'era anche sopra l'impressione. Se ci date solo basta, come non detto, ecco, non accettano dalla regia e quindi bene. Noi commentiamo così. Avanti Feltre che va al tiro, ma chi è in porta? Non so, un portiere dell'altra squadra, ma non Ah, giusto, perché c'è questo. Non li conoscono. Ma è obbligatorio allora fare questa cosa oppure no? No. No, però lo fanno giustamente per. È giusto, è per bello. giustizia, ecco. È bello. Per far giocare tutti, che un bambino non si faccia la strada un'ora di strada questo- e dopo sta là seduto. Questa è una bella cosa, tempo. ti ripeto, questa è una bella cosa Sì. che cosa No, niente, è caduto uno sì, in sì, fondo e uno Prima si è fatto male questo. Sì, dovrebbero fermare. È un adesso nostro o Dovrebbero fermare il gioco invece. È non nostro? lo stanno facendo, sì. Uno di San Benedetto. Se non sbaglio dovrebbe essere Dominic, così a vederlo, però non so se. ci auguriamo che non sia No, nulla di no. grave, per carità. No. Tanto lo portiamo fuori che No, ah, ecco, è già in piedi Edoardo. Edoardo, sì. È un sì. duro questo, Sì, è un duro, sì, è sì, un sì, duro, sì. un duro. Quindi è rimasto giù un pochino, però è finita la partita o c'è lo stop? No, devono fermare il gioco quando un bambino si fa male, fermano tutti i campi. Ma tu che ci Adesso vedi più di riprendo. me, lì abbiamo il tempo oppure no? Non No, c'è, no. non c'è. In questo caso non c'è. Io ho perso anche gli occhiali, quindi sono a posto. Non so, adesso sono ripartiti. Sono ripartiti? Sì, però San Vendemiano sta pressando bene. Certo che Feltre non gliela sta dando vinta, proprio sta pressando perché si sta chiedendo come mai che San Vendemiano oggi ha cambiato il ritmo, ha cambiato la marcia. Ma chi sono questi? Sì, no, magari, giustamente tante squadre magari ricordandosi delle partite passate dicono vabbè, tanto sono sempre quelli Sì. là che hanno preso magari Invece no. 6-0, giustamente arrivano già un po' più Rilassati. sì, rilassati, diciamo, ecco. Con quella mentalità che possono vincere facile, invece ecco un altro tiro, un'altra parata. San Vendemiano tira troppo da lontano, deve tirare da più vicino Perché altrimenti sì, non hanno tanta forza e allora non. 2-2 sempre il risultato in questa prima partita del campionato Veneto-Trentino che si sta disputando appunto in quel di Pieve di Cadore quest'oggi con la formazione, la compagine dell'Ice Team Sambe che per 2 volte era andata in vantaggio e per 2 volte è stata rimontata 2-1, 2-2 e quindi tanto i nostri tecnici stanno cercando di ovviare al problema che avevamo per vedere un pochino più grande i giocatori, vediamo se riusciamo magari ad inquadrarli meglio così. Se io seguo parla più tecnica sono più concentrato su quello che fanno i giocatori che commentare magari. No, ma tu sei molto concentrato, vedo che stai Sì. soffrendo. No, soffrendo no, però sto controllando quasi. se cosa stanno facendo perché. Vabbè, chiaro, sei un allenatore, Sì. sei un loro allenatore, non ho capito. Chiaro che devi fare. Seguire più il gioco, più tecnica.
Sempre 2-2 il risultato, Sì. sempre 2-2 con il Sanve che sta cercando naturalmente di portarsi nuovamente in vantaggio per avere la possibilità di concludere bene questa prima partita. Sta durando parecchio questa partita, forse avevi ragione tu che erano di 20 minuti. Sì, perché... abbiamo cambiato il tempo. Ah, sì, ecco, può essere, perché i 15 minuti sarebbero già passati secondo me. Sì, Poi sì, c'è sì, stato sicuramente. questo stop. Adesso è finita o no? Sì, Adesso sì, è è finita, finita. infatti con 5 minuti sono arrivati a 20, due tempi da 20. Due tempi da 20 addirittura? No, Un tempo da hanno 20, finito, sì, un tempo da perché 20, ci sono sì. 3 partite, quindi Giusto. poi sì, altrimenti devono stare qua fino a domani Sì, mattina. un'ora in tutto, sì. Sì. Ecco il terzo tempo, quindi il saluto dei vincitori agli sconfitti e viceversa. Sto preoccupando perché sono senza occhiali e la mia visione diventa minuto dopo minuto più piccola e quindi sono preoccupato. Ma intanto abbiamo portato a casa un pareggio, intanto, un 2-2. Sì, sembrerebbe di sì. Tu non sei molto contento? Sì, almeno che non ci siamo persi un gol perché con Dici? il fermo del perché ho Dell'immagine. visto esultare No. quelli di Feltre e quelli di San Venimiano invece erano fermi, non hanno esultato. O che ci siamo persi un gol mentre c'era lo schermo che era fermo. Aspetta che chiediamo, possiamo, regia? Regia? Se ci ascoltano, regia? Potete verificare chiamando il nostro inviato a Lavana se c'è stato un terzo gol, come è finita la partita, perché a noi risulta un 2-2, però magari ci siamo persi, visto che c'era l'immagine ferma prima, magari ci siamo persi qualcosa. Potete verificarlo, grazie. Così siamo. Dicevo che se si può verificare con il nostro inviato a Lavana se è un 2-2 proprio o un 3-2 perché era ferma l'immagine, adesso lo stanno facendo e vediamo, speriamo di no, perché se abbiamo perso io esco, io esco, sciopero e me ne vado. Ha cambiato, no, Leonardo ha preso solo un gol da quello che almeno ho visto. Hanno inquadrato Zoldo che è in riunione. Se hanno perso mi arriva il sindaco qui, Dussin, con i figli malati e li manda su a piedi immediatamente per rinforzare il gruppo. Adesso giocherebbero contro o giocheranno contro, tu lo sai? No, perché sei qua con me, quindi non lo puoi sapere. No, ma o Zoldo o Pieve di Cadore. Beh, chiaro, o Zoldo o Pieve. Da Pieve le abbiamo buscate l'altra volta, no? Sì. Avevamo detto che... Sì, però adesso è un'occasione per vedere, come dicevi te, se siamo cresciuti o non siamo cresciuti. Sì. E Sperando magari che adesso con il portiere con Leonardo se lo lascerebbe in porta allora si potrebbe fare già vedere tanta la differenza. Avendo l'altro portiere è un po' più fatica perché non conoscendolo, non sapendo anche che allenamenti fa, è un po' difficile, no? No, adesso c'è l'intervallo, c'è la pausa. C'è l'intervallo? Sì. C'è la pausa? Facciamo pausa anche noi, con un po' di musica. Posso mettere un po' di musica, regia? Posso mettere? Con questo qui, io un bel brano natalizio, caro David. Michael Bublé in Santa Claus is Coming to Town. Now he sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.
che non li ha fatto. Eccoci qua. Allora, ci sono dei pareri contrastanti che stiamo cercando di verificare. Dobbiamo verificare assolutamente, perché noi abbiamo visto 2 dischi infilarsi nella porta del Feltre. Da parte di Alessio, sì, sembrava... Era una doppietta da parte di Alessio, ragazzi, non potete... Ci hanno detto dalla regia che hanno perso 4-1, ma noi non ci crediamo, quindi... Poteva essere che ha suonato la sirena, che giustamente noi non la sentiamo, che non l'hanno urlato in quel caso, poteva essere solo un gesto. Adesso invece vedremo Zollo che tira veramente forte, adesso vedrete la differenza tra quello che hanno fatto prima. Noi siamo sempre quelli blu. Sì, i bianchi sono quelli di Zollo. Molto bene. Adesso andiamo a vincere contro Zoldo, allora, Diciamo, ho esagerato forse? In questi casi io devo essere un po' neutrale. Neutrale. Sì, perché giocano in casa. Ho esagerato. Ho esagerato io. No. Bene. Però verificateci sto risultato, perché il nostro cameraman, che forse ieri sera ha bevuto un pochino, ha visto un 4-1, adesso vediamo se è vero oppure no. Noi avevamo dato addirittura un 2-2, però massimo un 3-2, sì, massimo che possiamo contare è un 3-2, altrimenti succede il finimondo. Seconda partita da Pieve di Cadore che vi stiamo trasmettendo con le nostre grandi telecamere, che sono a Pieve per l'appunto a riprendere la Ice Team Sanve, che gioca contro Forno di Zoldo e Pieve di Cadore, Pieve di Cadore e Feltre l'abbiamo già eliminata. Feltre forse già eliminato lei, adesso vediamo. Chi è in porta lì? Leonardo, questo è Leonardo. Sì. Ha parato adesso? Sì. Infatti ha già parato 4 tiri che erano veramente... Ma vorrei sapere chi è il suo preparatore, veramente. Anch'io, perché ho visto il cambiamento. Ti stai stupendo. Sì. Ragazzi, ci stiamo stupendo, perché il preparatore è qui con me e anche lui dice che abbiamo fatto un gran bel lavoro. No, anche perché queste 2 partite sono interessanti, perché Zoldo veramente ha una preparazione, a parte che ha i Meneghetti, famosi Meneghetti fratelli, che io ho giocato con loro, perciò so come giocano, so che preparazione gli hanno fatto. C'è Tito che ha non so quanti figli, adesso non mi ricordo esattamente quanti, 4, 5, sì, vedi che devi fare più figli anche tu. Sì. Devi fare, poi hai fatto, quanti ne hai tu? Uno? Una, e ne hai fatta una di donna, adesso bisogna fare qualcosa, sì. Davide. Allora aspetta un attimo, adesso ci hanno messo un altro monitorino che insomma io guardo, che si vede meglio. Che si vede meglio, sì. Vediamo, insomma, almeno l'immagine ci pare un pochino più centrata e focalizzata, quindi adesso cercheremo di vedere meglio. Finalmente riesco a vederli anche un tiro questo, sì. Parato. C'è Leone Meneghetti. È un grande oggi. Leone Meneghetti ha tirato. Ah, Leone Meneghetti. Sì. C'è il numero 10. Ma Leone si chiama Leone? Sì, si chiama Leone. E c'ha il leone sulla maglia. Sì, ha una tigre, loro mi sembra che abbiano una tigre, invece San Vendemiano ha un leone. Sì, loro hanno una tigre, sì. Perché, quindi leoni contro tigri in pratica. Sì. No, infatti è una battaglia, perché stanno veramente battagliando lì, Si stanno pressando, quelli di Zoldo hanno tanta tecnica, loro hanno tanto pattinaggio, però San Vendemiano... Contropiede San Vendemiano, come si può vedere, la parata. Questo è... hanno sbagliato, Matteo è figlio di Alberto, adesso mi sono perso un attimo via. No, Matteo è figlio di Alberto, Alessio invece è di Davide. Vabbè, poi vediamo intanto, perché prima abbiamo assegnato dei gol così che non sappiamo nemmeno se ci sono stati. Bravi, allontanamento dalla difesa, possono ripartire o almeno tentano, ancora sì. In avanti. Ha tirato lui, Sì. Forse però poteva andare un pochino più avanti? Sì, Matteo era, sì. Questo è Ale. Oh, che bello toc. Contropiede? Sì. Sì, adesso sì l'abbiamo visto. 1-0 per Zoldo. Sì. 1-0 per Zoldo, già scodellato il disco, già ingaggiato il disco, via si riparte con Zoldo che bravo Leonardo riesce a allontanare. Bravissimo. Mamma mia, pallone è un assedio questo. Davanti alla porta, nessuno li ha pressati. Ma... Avevi ragione a dire che insomma questi sono forti, insomma Forno di Zoldo. Sì, questi giocano
o giocano ad hockey o Sì, giocano giocano da una vita. a curling. A calcio, no? A calcio, sì, a Sullo calcio. Zollo c'è il calcio. E il O curling, sci. ti piace il curling? Curling non ho mai provato. Meglio. Non ho mai provato, però è come bocce, giocare a Mm. bocce. Bisogna fare sempre il centro nel, Sì, sì. nel cerchio e... No, beh, un passatempo deve essere molto rilassante come Mi piace come questo sport. tuo Sì, sì, sì. passatempo. Sì. Sia uno che ha fatto hockey a grandi Sì. livelli, insomma, per te è un passatempo il curling. Bene, ancora un massacro qui, vieni in avanti, ci stiamo guardando proprio sullo schermo che abbiamo. Nessuno che va a pressarlo. Questo è tuo papà Sì. che ha richiamato il portiere dicendogli: devo dire a mio figlio. Due. Due? Sì. Aia. Dove essere... Sì, sì. Vabbè due. ragazzi, comunque lo avevamo Due, sì. detto, David anzi l'aveva detto, non io. Adesso qui David io mi accontenterei dei 2-2 che andiamo a fare. Sì, ma si vede che sono un po' più... No, si vede che c'è sono un'altra... un po' più bloccati, Esatto, sì. Perché sanno già appunto come sempre... Beh, ma saranno anche, ma posso dirti, sarà anche un po' di stanchezza, perché non è che 20 minuti siano una... No? No, no, no. Come non detto, No, perché giustamente sono allenati, abbiamo Cioè, tu un'ora dici, e mezza di allenamento. non è un vecchio come me No. che gioca e quindi No. dopo 20 minuti è finito, no? Quindi Ma è questi tutto corrono. questione di allenamento, se loro sono allenati a giocare molto di più, cioè quando ci sono quei 20 minuti riescono a dare il massimo. Poi c'era la pausa, abbiamo visto tra una Sì. partita e l'altra. Ragazzi, questi veramente avevi ragione, sono indiavolati sti tre, Sì, stanno pressando. sti tre del forno di Zoldo qui, ragazzi, bravo Leonardo che mette fuori, palla che, anzi dagli questa palla, Disco che se ne va. Questo è Leone Meneghetti che adesso vediamo come parte. Leone Meneghetti che Disco, sì. pare sia figlio d'arte, quindi... Sì, sì, sì. Sempre che gli altri figli giocano con le categorie più grandi, Ah. sono normali. Cambio, e allora Sanve che viene in avanti ma viene bloccato il tiro. Sì, già hanno due tiri interessanti, però devono pressare di più. Non abbiamo giocato male, No. cioè si vede effettivamente, Sì. come dicevi te, che c'è un'altra spanna, insomma, Sì. di lavoro fatto da parte di Forno di Zoldo, che ripetiamo, insomma, è il loro sport. Insomma, Sì, sono- poi noi siamo, diciamo, San Demiano è da 3 anni che si allenano. Questi nascono Sì. nelle culle, gli mettono i pattini e il bastone. Hanno visto i papà che giocavano, anche se magari a livello amatoriale, però giocavano. Ragazzi, sempre. qui a San Demiano, quali papà giocavano ad hockey? Quali? Nessuno. No, Quindi, nessuno. ragazzi, abbiamo questi giovani che sono veramente Sì. da ammirare, perché guarda, ti giuro. Immagino i papà, le famiglie, quando i ragazzi saranno venuti a casa, voglio giocare ad hockey. Ma dai, Sì. stai scherzando? No, voglio giocare ad hockey. Anche per papà faceva un altro sport, tipo Mattia è figlio di un papà che faceva sci di discesa, faceva. Era veramente bravo suo papà e suo figlio ha detto no, io voglio giocare anche. Cioè vengono da altri sport che proprio non so, simili, sì, invernali magari. Solo però tua non- figlia che veniva dall'uncinetto Sì. ed è stata buttata nel ghiaccio. No, ma ha fatto cavallo, ha fatto la equitazione, ha fatto tennis, ha fatto un po' di tutto, nuoto, però la piscina era troppo fredda. Fredda, no, io vado sul Ho detto, ghiaccio. no, vado sul ghiaccio. Sì, meglio sto Non è più sopra. fredda. Senti, abbiamo visto un altro bel tiro di Sì. Zoldo, però anche un'altra bella parata. Però, ragazzi, veramente. Parata di Parata, sì, Leonardo, parata, sì, sì, sì. si sta esibendo lui adesso. Questa è dura. Beh, d'altra parte, un po' come si dice anche per altre discipline, quando la squadra soffre, poi Sì. esce il portiere, Sì. che ti salva il portiere, insomma, qui. Sì, beh, fa l'80% della Sì, della squadra. quindi. Però guardate appunto come questi ragazzini di dribblano. Forno di Zoldo già è andato al tiro anche già da qui, insomma, hanno un altro passo, hanno un altro andare, ma su questo lavoreranno qui alla Sanve per portarli. Bravo. Sembra un assalto al portiere, Sì, perché si stanno impegnando, però ragazzi, questi lo potete vedere, anche un inesperto come me vede che
hanno qualche cosina in più sicuramente, quindi bene. Vabbè, bene, ma bene, facendo bene. paragone con la partita di prima si vede Sì. che San Vendemiano pressava di più perché era più fiducioso di poter farlo, con Zoldo invece ha un po' più timore di andare di scoprirsi troppo per Contropiede ancora, viene bloccato bene, lo manda fuori, quindi può rigiocare. Proviamo ad andarcene noi, adesso il cambio delle linee, via, rientrano. In questo caso tu allontani la palla, la butti Sì, in, dico, la sì, butti in avanti? Sì, sì, Ah. sì, sì. Che nei grandi non si può fare perché la liberazione è vietata. Ah, ok. Cioè deve essere intercettato. E la il disco liberazione no. vietata è giù in fondo, Sarebbe dietro. tutto il campo, esatto, Ah. è giù in fondo dove ci sono le righe rosse. Esatto, sì. Qua non ce ne sono perché Vedi che qua, Sì, giocano guardando, quarto. guardando in TV le partite americane qualcosa si Sì, capisce, no? sì. Di solito lo fermano e si fa dall'altra parte, da dove è partito il disco si Sì. fa l'ingaggio. Riparte San Vendemiano, cerca di ripartire perché viene bloccato immediatamente. Ragazzi, questi sono 3 diavoli scatenati che stanno. Bravo Leonardo che para ancora. Noi facciamo il tifo per Leonardo a questo punto, Sì, beh. perché non me ne vogliono gli altri No. 3 che sono veramente poveri ragazzi. Hanno incontrato questi 3 che stanno correndo dall'inizio alla fine e li stanno impegnando notevolmente. Altro cambio delle linee. Ecco. Qui ci abbiamo messo il fisico. Sì, questo è Giovanni, sì. Qui ci abbiamo messo il fisico sul set del forno di Zoldo, che è un pochino più mingherlino degli altri, e ha subito, appena detto, eccolo, passaggio in centro, il disco che va, che scivola via, poi si riparte ancora, ma veniamo bloccati. 2-0 sempre, no? Sì. E sono ripartiti loro, e Ah, no, bravissimo. No, Ha segnato? Sì, hanno segnato ma ha cambiato il portiere. Non è Leonardo? No, non è Leonardo, no. Come si chiama lui, l'altro? Non so. Ah, perché è un, Sì, noi lo sempre conosciamo di un'altra squadra. in un'altra squadra. Faccio la battutata. Sì. Ho messo uno per farci perdere allora. Ma no, stavo scherzando. Mi astengo perché mi piace vincere anche a me. Beh sì, non so. abbiamo un piccolo difettino noi, Sì, ci ecco piace un altro vincere. gol. Ah, vabbè, 3-0, 4-0? 4-0, sì. 4-0. Vabbè ragazzi, siamo qui, c'è nessun problema. Non c'è nessun problema perché si cresce anche con le sconfitte, anzi soprattutto con le sconfitte. Sì, così almeno l'altro portiere vede anche la differenza, anche gioca e impara a giocare anche lui. Ma e Leonardo quando esce adesso cosa fa? Penso che è nero. Si starà riposando? Sì. Sta là in bordo campo che guarda la partita. Adesso Forno di Zoldo ha cambiato qualche giocatore e un po' di tentativi li abbiamo provati a fare, quindi ma i 3 prima che ci hanno massacrato, i 3 di prima che erano proprio. Sono un po' tutti che giocano un po' allo stesso livello. C'è Leone Parte. Meneghetti che lo conosco, che ho già visto giocare. Lui sì è. Lo acquistiamo? Non so se suo papà sarebbe contento. Facciamo subito ok in mercato, lo acquistiamo, signor Meneghetti, lo vogliamo portare a Sanve qua, quindi perché poi quando più avanti che andrete Sì. la società insomma dovrà poi insomma guardarsi Sì. intorno, perché Dopo sì. chiaro che aspetti sempre i tuoi giocatori o i tuoi concittadini, però se non ce ne sono qualcuno bisogna andare anche a pescarlo da fuori. Sì, quello succede già quando cominciano a essere le squadre. per fare le Serie A, squadre, sì. Attenzione, palla a dargli questa palla, è difficile, È difficile parlare di quando fai. Mamma mia. Poi questo qua anche incentiva tanto anche l'altro portiere, visto adesso che sta giocando meglio, è un po' più attivo. Perché ho visto che alla fine adesso para un po' di più, no? Giustamente non è che vuole prendersi di tanti gol. No? Secondo me Si tuo papà è impegna. andato là e ha detto, o pari o se no qui andiamo male, E quindi lui. Non può neanche Però questa fare è partita viva, Davide, Sì, hai visto? sì, anche, sì. Anche come scontri fisici ce ne sono stati, quindi. sono duri quelli di Zoldo. Sì? Sì, sempre stato. Quando ho giocato io con Zoldo erano tutti, dicevano ma Zoldo picchia forte. Come quando nel calcio giocava le formazioni di Treviso e di Belluno, i bellunesi sono sempre stati considerati no, quelli che no. legnano, no? Ecco. E quindi ecco che il disco esce, bravo, una bordata incredibile gli hanno tirato via.
Quindi qui a San Vendemiano mancherebbero queste balaustre. No, le balaustre ci sono. No, mancano sì, ma i plexiglass. vetri, i plexiglass. Sì, esatto. Hanno segnato ancora? Sì, hanno segnato ancora, sì. Quanto? 5-0 allora? Sì, o 4-5-0. 5-0 mi pare perché erano 4 prima. Ah. Vabbè, questi sono squadre che sono chiaramente sopra l'Ice Team Sambe, ma non per demerito, ma proprio per il fatto che insomma i nostri ragazzi qui, i ragazzi sono alle prime armi, diciamo così, e queste partite con i più bravi serviranno sicuramente a loro per crescere. Sì, perché loro Riparte. iniziano a 5 anni a giocare già sul ghiaccio, no? San Vendemiano giustamente 3 anni fa, adesso qualcuno ha 10 anni, perciò ha iniziato a 7 anni, No, ma 2 anni di differenza. come già facevamo, significa. come abbiamo detto prima facendo la battuta che quando nascono nella culla gli mettono i pattini e il bastone da hockey, è chiaro che qui da noi metti qualcos'altro. Sì, stessa non cosa metti- quando io sono arrivato dalla Repubblica Ceca, giustamente là ci sono pieno di squadre, c'è già una selezione lì già da giovanile, perché sì, magari chi non viene selezionato passa su una squadra magari un po' meno forte, perché le squadre quelle più forti vogliono avere un vivaio, no? Però come- quando sono passato qui in Italia ovviamente si vedeva tantissimo la differenza, no? È come quando qui in Italia hai ordinato una birra e ti hanno dato la birra italiana, tu che invece hai portato quella cecoslovacca. Sì. Tedesca, ecco. Tedesca, sì. Qua ci sono le tedesche e noi portiamo quella da Repubblica Ceca. Benissimo, perché David fa l'importatore, insomma, distributore. distributore di birre cecoslovacche. Assaggiatele perché sono buone. Allora, qui si sta ancora giocando, partita che sta per arrivare al termine, penso, perché sono quasi transitati e quasi passati una ventina di minuti, ancora in Un attacco, tiro. gol. Sì, gol. Ha tirato alto, forte. Bel tiro, bel tiro. Veramente tra l'altro. bello, sì. E loro cominciano già a tirare alto. Ah beh sì. No, ma li vedi, sono chiaramente contropiede. Tua figlia non è entrata con... Sì, entra da prima, se no, Ah. Però sei un papà che sì, tranquillo. No, sì. Ma e il nonno cosa gli dice quando manda dentro la nipote? No, Vai! Sì, lui è già un po' più rispetto a me, io sono più tranquillo, nel senso che la prendo con modo sportivo. Ecco. Mio papà invece già gli dice ai ragazzini, oh ma vai di là, mettiti di qua, già comincia a metterli un po' Beh, gli schemi, è in il suo posizione, ruolo, sì. insomma, sì. Poi anche a lui non piace Sì. perdere. No, ma lui invece è molto tranquillo su questo qua, lui dice giustamente devono giocare tutti, mette dentro tutti, non lascia escluso nessuno. Ma chiaramente, ma ci mancherebbe altro. Altra occasione, e questa volta il portiere si esibisce bene, altra occasione, tiro, riusciamo a metterla fuori, ma i tre indiavolati di Forno di Zoldo sono lì, ci hanno pressato per quasi tutta la partita, una spinta, sono andati oltre la balaustra da quella parte. Tiro da 20 metri più o meno, con la parata tranquilla in questo caso, cambio delle linee, rientra via subito e sono ancora là i tre. Ecco, contropiedi, niente, ho sbagliato il tiro. Quindi adesso sono 3 contro 3, stanno giocando, no, 4 col Sì, portiere, 4 4 contro il portiere, ok. Ricordo che stiate sempre vedendo le immagini che provengono dal palaghiaccio, meglio dire, di Pieve di Cadore, dove è impegnata la formazione della Ice Team Racker Sambe, che Racker non c'entra, ma Sambe, e sta giocando contro Forno di Zoldo in questa seconda partita, dopo aver perso la prima gara. Non avevamo dato un risultato, avevamo fatto un tiro, No, sì, tiro, sì, ma non... però non c'è stato il gol. Avevamo dato un risultato prima nella prima partita contro Feltre, però non prendetela come oro colato, perché forse abbiamo sbagliato, ci dicevano appunto i nostri cameraman da Feltre, quindi lo verificheremo poi, lo controlleremo poi. Immagini ancora su questa battaglia a dir poco, perché Forno Zoldo ha attaccato dall'inizio alla fine di questi 20 minuti, noi ci siamo difesi, abbiamo cercato in qualche modo di arginare, di fermarli, di parare quello che potevamo fare, insomma quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, e sono decisamente più forti. Si allunga il disco, lo fa correre e poi va a riprenderselo ancora. Vedete come, tra l'altro, come diceva David prima,
c'è già l'impostazione di un altro gioco, insomma qui Da più anni, ecco. questi ragazzini sanno il fatto loro, quasi un rigore in movimento questo, perché scagliato questa bel disco, però buono anche l'intervento del portiere, va a riprendersi palla, dagli questa palla, va a riprendersi il disco. Qui abbiamo Ecco, segnato, segnato, qui sì. in contropiede abbiamo segnato, guardate la contentezza di questo ragazzo, grandissimo. Grandissimo. Alessio, sì. Bene, bravissimo, ha bucato il portiere del Forno di Zoldo. È il suo primo gol. È il suo primo gol. Pagala bene. Quando torna. Porterà le paste, farà bere, farà qualcosa, insomma. Mamma mia, però loro si sono decisamente arrabbiati. Avete segnato? E adesso, attenzione, bene, può ripartire ancora in contropiede, forse, non ce la fa. Niente da fare. Andiamo avanti, sempre seguendo le immagini che arrivano da Pieve di Cadore. In questa azione, questo se l'è mangiato, questo ha fatto una serpentina incredibile, poi davanti al portiere. Ecco, questo Mamma mia! Canadese, sì. Ehi! Bravetto sto portiere però, eh? Sì. Lo prendiamo? Sì. Lo prendiamo? Sì. Dietro papà che lo acquisti dal suo. Sì. Faccia il primo acquisto. Ecco, questo qua se... È finita? Sì, è finita, sì. Allora, qui siamo sicuri che abbiamo perso. 5. Sì, anche quanti giocatori hanno. Vabbè, ragazzi, però abbiamo visto in precedenza, noi stiamo scherzando, stiamo facendo un po' di battute, ma come diceva David prima, guarda che è un bestione questo portiere, sì, ragazzi. E confronto con quelli di Zoldo che sono piccoli. Confronto al nostro, sì. Cioè, però vedi che Samba e Bello si abbracciano tutti perché Sì, c'è questo gol segnato per la prima volta da Alessio, insomma bene, però mi ha fatto impressione il portiere del Forno di Zoldo che è uscito, era un gigante questo. Sì, c'è anche Tito che si complimenta con i nostri di San Beniamiano. Bene. Sì, c'è molta sportività tra le squadre. Papà li vende tutti oggi. Papà fa l'hockey mercato, Sì. se ne porta a casa 4 o 5 e ne vende altri 4 o 5, quindi stiamo Stiamo scherzando chiaramente mentre arrivano qui alle casette del villaggio della magia d'inverno di San Beniamiano. È una magia d'inverno che si era messa benino, si era messo benino oggi, doveva far bello, invece ancora non vediamo il sole spuntare, non si è aperto il cielo e proprio mancherebbe, sai cosa, la neve. No, No, dico, non neanch'io, non neanch'io, esatto, la neve, io sono di quelli che la neve deve stare in montagna, punto, basta. Però, insomma, così col tempo, così, sai, un bel fuoco, un bel camino, sì. 4 o 5 bracciole che rosolano piano piano, sì. Una tonnellata di birra cecoslovacca ed è fatta. Davanti a una partita di hockey. Davanti a una partita di hockey, cioè, e giù, e giù. sta. E giù. No, allora sì, si sta animando. Beh, la pista di ghiaccio qui a San Beniamiano, possiamo confermarvela, è animatissima perché c'è sempre un sacco di gente e continua ad arrivare gente che viene non a fare la classica pattinata di Natale, ma viene a fare allenamento, a ridere, a scherzare, a giocare, a divertirsi, insomma, per quanto riguarda questa bella pista che qui a San Beniamiano c'è. E quindi noi ci aspettiamo adesso di vedere un paraghiaccio in tutto e per tutto. Gli allenatori ci sono. Sì. Tu confermi? Sì, adesso stanno pulendo il ghiaccio. Tua figlia la lasci qui, Sì. quindi siamo a posto. Tuo papà vive ormai qui, Sì. mio papà Tutti ormai vive dentro la rispetto macchina del ai- ghiaccio, quindi siamo così e siamo a posto. Adesso stanno sistemando l'impianto a Pieve di Cadore, no? Questi invece siamo noi inquadrati, stanno sistemando l'impianto, si gioca nella parte centrale, No, su due lati. sui sono due, quattro sui due volte, lati, sì. qui stanno. Poi c'è il lancio del disco, faranno il lancio Non del disco so anche se questa lo fanno. volta? Dovrebbero farlo adesso. Ecco, Appunto. forse per quello stanno pulendo il ghiaccio, sì. Per lanciare? Sì, per lanciare, sì. Vediamo se il nostro cameraman va ad inquadrare questo
bel lancio di dischi dalla tribuna, diciamo, no? Sì, perché vediamo se si raggruppano i genitori sui spalti per lanciare vedo il disco, poca gente. per vincere la cesta. Ecco, adesso stiamo preparando, infatti. Ah, eccolo, la i metto, ragazzi sì. sono messi qua. Vincono una cesta? Sì. Di ghiaccio? No, di vino, ma salame e formaggio. Ecco, tra poco tireranno questi, e sono i dischi da ghiaccio, quelli sì, di 80 sì, sì. grammi? Sì, mi sembra che 120 grammi adesso, se non sbaglio. E questa volta non c'è il sindaco che lancia, quindi non può vincere il sindaco. L'altra volta ha portato a casa il... Stanno guardando anche la mia macchina, tanto per dirne una che ho messo in mostra, vedi? Nella casetta della G d'auto ho messo in mostra questa DS Crossback che è lì in bella mostra, e quindi se qualcuno vuole comprarla, Beh, veramente bello. io sono pronto a cederla. Sì. A poco. A poco, oddio, non diciamolo, però insomma siamo qua. Allora, siamo qua. Quante sciocchezze abbiamo sparato oggi? Ho sparato io oggi, ma vabbè, almeno ci stanno, perché insomma almeno... Oh, bene. Però vedo poca animazione sugli spalti, sono i genitori infreddoliti là. Sul gancio. Vedo ballare. Che noi non sentiamo l'audio, ma potete confermarci che... No, ma c'è musica? No, ma c'è musica in questo momento? Più o meno, ci hanno detto. Bene. Eccoli i genitori, sono pronti, scatenati. Abbiamo genitori nostri indigeni lì? Allora, quello con la giacca nera. Già inquadrati. Già li conosco. Allora, Andrea è quello con la giacca che è figlio di Gabriel. Sì, che non è presente perché ieri è venuto qua a pattinare. Però dopo si è sentito male, si è detto l'influenza Ma a è scuola. l'influenza? Sì, adesso ce n'è proprio... Infatti anche lui è un bravo giocatore che manca quest'oggi. Quindi oggi abbiamo falsato, insomma, ricordatevi, quindi abbiamo queste sconfitte che verranno poi vendicate, tra virgolette, nei prossimi incontri, quando avremo tutto il roster completo del Sambe, non falcidiato da influenza. Vogliamo sottolinearlo. Lanciate sti dischi, perché altrimenti non sappiamo. Questi sono i nostri in mostra? No, questo qua è Piedicadore. Ah, questo è Piedicadore. Sì, a destra questi gialli Zoldo. sono Zoldo. Allora, il nostro camera. Allora San Beniamino è nello spogliatoio. Tua paglia convocati in spogliatoio. Beh, così stanno al caldo, bevono un tè caldo. Si riposano un attimo, perché dopo di solito noi togliamo la divisa per stare un po', per asciugarci un attimo, per stare un po' più tranquilli, per respirare un attimo. Sotto questa divisa cosa Allora, cosa sotto c'è? la maglia c'è la pettorina, che sarebbe per proteggere il petto e le spalle. Sì. Dopo ci E sono quindi è di plastica, immagino. sì, è gomma piuma Gomma- con la plastica. Sì. Dopo c'è i gomitieri, ci sono. E i bambini hanno il paracollo, perché giustamente per non Cioè? tagliarsi. Sì, perché magari con la stecca, per non tagliarsi con la stecca, perché magari se vola la stecca alta, allora per non tagliarsi con la stecca, perché magari un bambino per sbaglio magari la tira su, e dopo quando uno passa, per non farsi male, allora hanno una ulteriore protezione, hanno messo queste qui. Io mi sono sempre chiesto, quando guardo le partite dei grandi così, ma queste lame dei pattini, quando ci sono questi scontri, cioè... Sì, no, ma è difficile, no, perché Non la succede protezione che- ce l'ha, è difficile che capita. No? Ma però tagliano? Sì, quello sì, tagliano, sì. Perché devono tagliare il ghiaccio, Sì. allora possono tagliarsi, ma ci sono le protezioni dappertutto, perciò è difficile. Ecco che stanno lanciando i dischi. Eccoli qua, vediamo subito se anche i genitori dell'Ice Team vanno a prendersi il cesto di frutta e portano a casa una bella domenica così. Questo qua è come bocce, no? Questo è come il curling, come le bocce, quindi... Devo fare il centro. Dopo si spostano, ovviamente c'è il rimbalzo, perciò se il disco era un po' prima del centro, magari c'è qualche genitore che lancia e lo sposta un po' più vicino al centro e fa vincere l'altra persona. Guarda quanti ne hanno lanciati sì. Adesso che hanno messo... Quindi vince chi va più vicino? Sì, ce ne sono 10 a testa, mi sembra, 10, sì. E tu paghi per si paga? Si paga 5 euro, mi sembra. Quindi pago e butto lì sti 10 Sì, si buttano 10 dischi. 10 dischi.
E il centro qual è? È quello dove ci sono quei 2 dischi là, proprio dove c'è la linea blu. Ah, No, ma ormai hanno visto il vincitore, hanno chiamato il numero che si è segnato sul disco, disegnato sul disco. ah, Cioè, sicuramente la persona starà andando a sinistra dove c'è la casetta, a sinistra dove c'è la casetta dove danno il cesto. e se è di San Benemmiano, se uno di San Benemmiano è pregato di mostrarcelo lì. A sinistra. È di mostrarci il cesto e portarcelo qui immediatamente. Ah, ecco che stanno Allora, un po' di più. un po' di più a sinistra. Qui ci stanno ascoltando. Ancora. Eccoci qua. Eccoci qua. Su a sinistra c'è la casetta comunque. Va bene. Capiamo se è uno dei nostri a vincere o no. Sì, qualcuno sta andando. Eccola. È una donna? No. Stiamo cercando di capire chi ha vinto. Chi ha il cesto in Chi mano. ha il cesto in mano, e questo è il nostro impegno per oggi. Dopo aver commentato le 2 partite, adesso l'impegno è capire chi ha vinto il cesto, se è uno di San Benemmiano oppure no. Perché in settimana può portare tutto negli spogliatoi, Ecco. e viene diviso da tutta la squadra. Intanto si stanno preparando già perché c'è l'ultima partita. E affrontiamo Pieve di Cadore. E adesso, caro David, vediamo, però sì, è vero quello che dici, insomma manca mezza squadra, quindi non è che possiamo fare un rapporto, che puoi fare un rapporto veritiero su quello che sarà la partita di oggi e quella che avevamo commentato una ventina di giorni fa. Però insomma, intanto abbiamo capito e abbiamo visto che tanto ce la giochiamo alla pari con tutti, Sì. Chiaramente qualcuno, come Forno di Zoldo prima abbiamo visto, è un gradino superiore, inutile nasconderlo, anche fisicamente, perché ho visto il portiere che mi ha solo messo paura vedendolo da qua. Se me lo trovo davanti esco direttamente, vado negli spogliatoi direttamente, però insomma ci siamo, si sta lavorando proprio per questo qui in quel di San Benemmiano, e possiamo confermarvi anche adesso che sono le 11, no, è mezzogiorno ormai, è mezzogiorno, l'ora ormai volge al desio. Mezzogiorno e 5 minuti primi più o meno, 12, sì, bene, e stiamo vedendo un sacco di gente che sta arrivando qui alla pista del ghiaccio di San Benemmiano, alle casette del villaggio che si stanno movimentando. Nel pomeriggio intanto riempio un po', vediamo caro David, riempio un po' questa attesa, riempio andando a ricordare, Sì, pomeriggio dovrebbe esserci un 2-3 sella. inforcando gli occhiali che ho ritrovato, vediamo se riesco a dirvi che cosa c'è. Vediamo. Allora, ieri sera intanto è saltato il DJ Milillo perché pioveva, e il DJ set Francesco Milillo, che saluto, tornerà penso nelle prossime settimane per esibirsi qui. Poi, allora, domenica 22 dicembre, l'evento alle 14:30 è quello che non ci sarà. Mi fanno segno che non ci sarà. Ecco, vedi che non ci sarà. Sì, non c'è. Rinviato questo 1, 2, 3 Sella Sande, cioè che era la presenza qui a San Benemmiano dei cavalli per una giornata divertente, piena di emozioni da trascorrere con il meraviglioso mondo dei pony. Non ci sarà proprio per il maltempo che sta rovinando un po' tutto. Questa era l'unica cosa, insomma, che volevamo segnalarvi, mentre domani lunedì c'è un evento alle 17:30, sempre con tempo permettendo, quando la realtà diventa fantastica, lo spettacolo per il vostro Natale, e poi via via gli altri appuntamenti. Giovedì 26 dicembre, ma sarà già dopo Natale, il concerto natalizio, e sabato 28 dicembre prossimo The Baby Dance, musica con il gruppo musicale appunto The Baby Dance. Questo per quanto riguarda la programmazione delle magie d'inverno, le magie d'inverno qui a San Benemmiano. Allora, gruppone in mezzo al campo, in mezzo al ghiaccio e al palaghiaccio di Pieve di Cadore, da dove le nostre telecamere vi stanno portando le immagini. Stiamo seguendo questo turno domenicale di queste partite che la formazione della Ice Team Sande sta disputando nel campionato Veneto-Trentino. Già pronti noi siamo, Sì. Noi siamo già pronti, ragazzi, siamo pronti.
per la terza ed ultima partita. Vediamo. Di fronte ci troviamo Pieve di Cadore. Che l'altra volta è finita male perché hanno veramente pressato. L'altra volta era finita? Sì, hanno 2-1? No, di più. 4-1, una Sì. cosa del suo tipo. 5-1. Sono pronti, sono pronti anche loro. Ingaggio. Sì, con anche la differenza dei gol adesso si nota sempre che sono più ravvicinate, no? Tipo Zollo poteva fare magari 10-0, invece adesso si vede che proprio Partita. 4-1. Partita la gara. È l'ultima partitella che i nostri ragazzi effettuano quest'oggi a Pieve di Cadore, e allora vediamo se facciamo il colpaccio con Pieve di Cadore, andiamo a sconfiggere la formazione di casa che non ne ha voglia di uscire sconfitta, perché vedo che c'è già l'imposta, però stiamo attaccando insomma Sì. bene. Adesso abbiamo più spazio per poter pressare in confronto a quelli di Zollo magari che pressavano di più e cercavano di recuperare tutti i dischi persi, anche quello è molto Il importante Zoldo nel hockey, sì. hanno pressato dall'inizio alla fine, Sì. ne hanno forsennati proprio. Si manovra ancora con il disco che esce, viene bloccato e può ripartire, o prova a ripartire la compagine di casa fermata. Questa è Isabella è Uh, finita per terra, Isabella è finita per terra lì. è partito anche il guanto. Raccogliendo, vediamo se torniamo a vedere Isabella da qualche parte lì. Cambio delle linee subito? Sì. Aia, c'è un buco che si è venuto a creare, per fortuna il tiro di questo ragazzino è uscito, quindi ancora 0-0 il risultato tra la compagine di casa di Pieve di Cadore e l'Ice Team Sambe di San Beniamiano. Un attacco bloccato sul nascere dalla difesa del Sambe, che prova a ripartire ma controlla tutto Pieve di Cadore, che si scaraventa in avanti 2 contro 1. Dai. Chiude bene? Sì, ho chiuso bene, no, ma vedo che no, Ma questo è Leonardo? Leonardo, sì, ho visto che non ha difficoltà per questi tiri qui, insomma. Però davanti alla porta non Anche possono lui ha un bel lasciare- fisichino con Sì, questa sì. attrezzatura. Sì, ma non possono lasciare 2 giocatori davanti alla porta, quello è stato sbaglio del San Beniamiano che... Abbiamo provato ad alleggerire, ad andare al tiro, ma para il portiere di Pieve e fa velocemente ripartire la sua squadra dalla parte opposta, ancora bloccati, provano a venire in avanti. Questo piccoletto numero 5 che viene massacrato lì dalla difesa, aveva perso anche la mazza, il bastone. Può ripartire Sambe, ma non riesce. Ruba palla, chiude bene, adesso ha Sì. chiuso Leonardo, ha Sì, chiuso questi bene. Questo giro dietro la porta si faceva tanto tempo fa, adesso già i portieri sanno dove mettersi, basta Chiaro. mettere il piede vicino al palo. No? Parato ha fermato il disco con un Sì, tiro, sì. poi prova ancora il tiro che viene fermato dalla difesa del Sambe, che prova a ripartire, un po' troppo lenta questa ripartenza, no? Adesso il cambio delle linee ancora, via, dentro. Che numero ha tua figlia? 96. Ah, che è quella lì allora. No, è già uscita, Ah, è adesso già appena uscita. uscita. Sì. Ha provato No, il tiro. entrata, sì, giusto, entrata, Mi pareva sì, il sì, 96, quindi Sì, parata anche in adesso. fondo. Leonardo, sì. È lei questa, no? Sì. Eccola là. Sì, questo per curiosità, tipo Leonardo adesso ogni giovedì viene a allenarsi con noi con quelli del Serie C. Abbiamo visto che ha acquisito più sicurezza e non c'è nessun pericolo, anche se noi tiriamo forte, però alla fine Lui riesce è ancora vivo, l'abbiamo Sì. visto che è là. Perciò Adesso c'è questo ammassamento di uomini, ne esce bene la tua figlia? No. Si lavora lì, un disco che viene gettato via, può ripartire ancora il Sambe con il disco conquistato. Stiamo trasmettendo parata. sì. Sta lavorando parecchio Leonardo. Sì. No, ma infatti sono curioso di questa partita qua come andrà a finire, perché sapendo che Pieve di Cadore era forte, perché La sente un pochino anche lui. sì, no.
infatti secondo me Pieve di Cadore Cioè, vi ha sottovalutato un po'. Sì, sta restando ci resta un po' male. Dice, ma questi non erano quelli dell'altra volta. Aia! Parata? Parata, bravo. Sì, parata, sì. Bravo, sì. bravo. Disco che va all'arbitro, che la fa rigiocare subito e si riparte ancora, sempre sullo 0-0, attenzione da Pieve di Cadore, la terza gara che vede l'Ice Team Sanve impegnata contro Pieve di Cadore. Ecco, questo sono sbagli dei Perché giocatori che non prendono subito il disco davanti alla porta. Su cambi volanti questi qua sono un po'... sono più smaliziati. Sì. È facile fare contropiede. 2 contro 1. Bravo. 3. Parata di nuovo. Sta saltando da una parte all'altra Leonardo. Esce Bravissimo Giovanni che si è messo vicino al palo. Infatti quando il portiere esce fuori dalla porta Gol. di solito si mette il giocatore, in questo caso si è messo giusto. Ha fatto gol? Giovanni, no. No, vedi. Disco che esce, può ripartire ancora il Sanve. Vediamo. Perso il disco, può ripartire il Ricadore che non trova sbocchi, rimane lì. Riparte ancora. Serpentina 1-2 vuoto, ma se l'è allungata a fortuna del Sanve perché non è riuscito ad andare al tiro. Il disco che va dalla parte opposta del campo, può ripartire ancora a Pieve. Ecco, nell'hockey ci sono questi cambi di direzione che dobbiamo lavorare tanto su questo perché c'è cambio di direzione destra-sinistra all'improvviso. Ovviamente i pattini devono essere coordinati con le mani, che non è semplice. Non è semplice, no. Che non è semplice. Anche il spostamento del baricentro del peso, no? Non è semplice sicuramente, anche perché lo ricordiamo, sono ragazzini, insomma. Sì, no, poi ci si fa allenamenti a secco, che sarebbero allenamenti senza ghiaccio, che si fanno tipo, non so, il calcetto, Sì. facciamo anche questo, facciamo i balzi, facciamo... Parata in due... Sì. Passaggio davanti alla porta, sbagliatissimo. La parata comunque. Per fortuna sì. Beh ragazzi, sta giocando Leonardo bene. Spinge in avanti ancora, ferma e rimette lungo. Adesso avevamo conquistato palla, avevamo conquistato il disco lì nella loro parte di... Parato? Sì. Rimessa in gioco ancora del disco, può ripartire il Sanve, sempre nella terza gara, attenzione, nella terza gara che sta disputando a Pieve di Cadore. Le due precedenti sono terminate con... bravissimo. Vedo un po' in... Ha segnato? Ha segnato? Sì, ha segnato, sì. Sì. È passata sotto il gambale. Ma lì la palla quando si segna non si riprende da lì? Sì, si riprende subito, sì. Ma anche, Ha segnato un altro. Anche nei grandi? 2-0. No, nei grandi no, si deve fermare, si ecco, ferma il appunto, gioco, sì. sì, no. Poi c'è anche il VAR perché adesso si è talmente Addirittura, veloce, sì? è diventato talmente veloce il gioco che quando entra il disco, mi è successo che è entrato dentro il disco e è uscito subito al volo. Per fortuna c'era l'arbitro che l'ha visto che è entrato il disco, però tante volte magari prende il palo e non si sa se è entrato oppure ha preso il palo, no? Quindi c'è il disco l'utilizzo rimbalza, sì. della tecnologia in questo caso. Allora, qui siamo 2-0 sotto. Sì. 2-0 sotto contro la formazione di casa, contro Pieve di Cadore, che è riuscita a bucare. Io posso sgambettare il giocatore così? No, infatti non potrei, no? No, bravo che ti sei accorto che è una cosa che non si poteva fare. Poi in questo caso sì, gli altri vabbè, sono dei chiaro, ragazzini. chiaro. Infatti uno è Simone, Alberto dovrebbe essere... Uno dei vostri? Sono tutti i nostri, sì, che giocano a Hockey 3, sono quelli ancora più grandi. Ma come mai arbitrano i vostri
in campo esterno? Perché se noi saremo di casa oggi. Ah, giusto. Sì. Giusto. Sono davanti alla porta. La squadra ospitante, ecco si dice. Voi oggi sareste i padroni di casa. Esatto, sì. Ah, ho capito. Perché lo ribadisco, non avendo il palaghiaccio, quindi si gioca a piedi di cadore. No, sì, non avendo palaghiaccio regolamentare. Regolamentare, Qua chiaramente. si potrebbe giocare un quarto, che sarebbe un po' più lungo, però ci possono essere solo 2 squadre. Le E altre poi, 2 squadre poi sì. servirebbe questo plexigas Sì, intorno, anche perché sì. insomma può essere pericoloso questi dischi di 80 grammi l'uno che viaggiano ad una certa velocità. Sì, per le persone che guardano. Beh, sì. chiaro. Quindi. Infatti il torneo, adesso stiamo aspettando di poter organizzare questo torneo di grandi, che verrebbe Zoldo, Pieve di Cadore, e adesso vediamo gli americani della base americana, Aviano, però non possiamo farlo perché dobbiamo avere le reti di protezione. Le protezioni. Sì, perché... Dove si allena Aviano? A Cloud. Ah, Cloud. Ah, me l'avevi già detto, sì, Cloud. Palazzetto, anzi palaghiaccio appunto di Cloud. Bisogna farne di strada per salire a Cloud. E qua è comodissimo. Qui sarebbe per comodo, tutti. effettivamente. Mentre c'è un gruppo di ragazze che si sta allenando qui davanti alla nostra casetta più o meno. Sì, di artistico. Sono di artistico queste? Sempre San Bendemiano perché hanno le felpe grigie con leoncino Ah. sul petto sinistro. Dove hanno trovato? Ah, questo è ghiaccio. Stavo guardando i ragazzini che tirano le palle di neve e dico ma dove hanno trovato la neve? Poi invece ho pensato al ghiaccio e quindi questo fa anche male se ti prende bello pressato così. Allora sempre 2-0, 3-0 come siamo? 2-0 per il momento. Noi diciamo 2-0 perché abbiamo visto solo 2 3. e questa volta è il 3. C'è sempre Leonardo in porta? No, o no, Ah, hanno ecco. cambiato di nuovo. Mi pareva che fosse Che dovrebbe essere un uno altro. di Zollo, quello là, forse con il casco rosso. Vedi, è anche bella, a me piace questa soluzione di dare un giocatore ad un'altra squadra. Pensa se lo fai, sto pensando appunto al calcio, se tu fai una cosa di questo tipo, il bambino va a casa traumatizzato, dopo 10 minuti già dice basta, io vado a casa perché, Sì, quello sì. perché qui mi dicono su tutti quanti. Invece questo è una bella cosa, permette appunto di Sì, anche giocare, perché- di divertirsi, di essere sportivi. Sì, lo sviluppo non è uguale per tutti, no? Ma Diciamo, no, appunto, dai. Sì, non possiamo lasciare uno in panchina che non sappiamo neanche come diventerà dopo da Certo. grande, no? Perché è già successo in passato che magari uno magari non lo facevano giocare, dopo diventato una sì, bestia dopo è andato in disumana. Serie A e gli ha detto sì, guarda, Eh. non mi avete fatto giocare, guarda dove sono finito, no? Qua ha fatto un'azione che Matteo è sbagliatissima. Perché non deve andare No, davanti al portiere, no, non davanti si al fa portiere male. con il disco, immaginavo. Quanti anni hanno i ragazzi? Sono under 11 tutti Sì, o? sono, questo qua è under 9, Mm. che devono essere tutti sotto, no, under 11 sotto, Sotto 11 anni, l'11, sì. sì. Che hanno maggior parte a 9 anni Mm. e c'è qualcuno tipo Leonardo che ha già 11 anni. Quindi squadra relativamente giovane, insomma, Sì, 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 giovanissima. quindi. Sì, non possono passare, diciamo, Sì, sì, sì. 11 anni. Riparte Pieve di Cadore, ma viene bloccata sul nascere da Sanve. Poi butta via questo disco e la palla e il disco ritorna. I ragazzi ci minacciano con il lancio di ghiaccio. Riparte ancora, taglia il campo da una parte all'altra il disco che va alla parte opposta alla postazione appunto di Sanve, l'Ice Team che va ancora, eccoci qua, ripartono da terra, aveva cercato di conquistare conquistare il disco in Ecco, avanti, gol. Sì. È vero che non lo vedi sto disco, perché devi proprio
e qui siamo a velocità ridotte, insomma, mi immagino i grandi appunto come vada via sto disco a velocità siderale. Buttata via ancora la palla, che non è una palla ma è un disco, dalla parte opposta, si rigioca, prova a ripartire Pieve, terza gara, quasi ci arrivava sulla telecamera, terza gara per questo campionato Veneto-Trentino a cui partecipa la Ice Team Samve con il tentativo ancora di prendere il disco, portarlo dietro la porta e provare a ripartire. C'è Alessio che si sta facendo chilometri bloccato sul nascere, tentativo che viene parato dal portiere dell'Ice Team Samve e si viaggia dalla parte opposta. Sì, stanno facendo un po' di chilometri, li stanno facendo, eh? Sì. Bell'allenamento in ogni caso, no? Sì, non aveva sbagliato, doveva girare dall'altra parte adesso, perché così l'ha portato troppo nella zona pericolosa, sì, nella nostra zona. Va. 1 contro 1, bella la serpentina, parata? Sì. Perché poi è anche difficile, perché sembra facile, ti trovi di fronte al portiere, ma il portiere con tutto quell'armamentario lì è difficile da superare. Soprattutto Leonardo che copre tutta la porta. Sì, copre tutta la porta, quindi uno lo metti là, sembra... Hop! Gol? No. Doveva sotto il guanto. Sì. La tenuta. No, adesso i portieri sono cambiati, adesso sono diventati più alti, diciamo, riescono a coprire tutta la porta. Hanno tutto i gambali, così giustamente è diventato il gioco più veloce. Sì. Devono anche loro adattarsi a cambiamenti, no? E loro hanno il vetro, la maschera davanti, no? Sì. Con la possibilità che si appanni oppure no? No, hanno una specie di griglia, diversa da quella dei giocatori, però loro devono averla sempre. Noi invece dopo 18 anni mettiamo mezzo plexiglass, che sarebbe solo per coprire gli occhi. Sì. 2 contro 1 e questo è il gol. Dietro la schiena. 2 contro 1 e sono riusciti. Altro gol? Sì. Hanno mollato un pochino, vabbè, ma insomma c'è un po' di stanchezza chiaramente, e un po' di bravura da parte di Pivedicadore, che vanno al tiro ancora. Un altro gol. Un altro gol? Sì, no, ma perché c'è questo portiere qua che... Ragazzi, non dateci questi portieri a noi, no, stiamo scherzando. Chiaramente ancora... È un massacro adesso. Sì. Abbiamo perso il conto, ragazzi. Sei piccolino, sì. E per fortuna che sono suoi compagni. Sì, no, o è il nostro? Dovrebbe essere da Zoldo, no. Appunto. Da Zoldo il portiere, no. Quindi lo hanno trafitto i suoi stessi compagni. Aia. In avanti ancora, blocca tutto. Quanto mancherà, David? Dovrebbe essere quasi conclusa, perché mi pare che con l'ora siamo intorno a mezzogiorno e mezzo, più o meno, quindi dovremmo essere alla fine della gara, della terza partita che ha visto quest'oggi impegnati a Pivedicadore appunto quelli del Rooker, quelli del Ice Team Samve contro... Sì, per noi, anziché il risultato, che non è tanto importante per noi, più importante è come segnato, sì. Numero? Matteo. Aia, hanno segnato anche loro. Vabbè. No, ma per noi il risultato non è tanto importante, perché non è che fa più di tanto testo, perché non è che si vince una coppa, però ci servono per vedere i giocatori, i movimenti che fanno, come giocano, perché dopo, man mano che si va più avanti, dopo contano i risultati, conta il gioco e tutto quanto, no? Stiamo seguendo in diretta da Pivedicadore questa ultima gara, eccola qui, anche la nostra didascalia che
ci ricorda appunto che da Pieve di Cadore, campionato Veneto Trentino Under 11, hockey su ghiaccio, con la compagine di Pieve di Cadore che ci ha randellato un pochino in questi ultimi minuti, approfittando insomma del cambio del portiere, un pochino più piccolino il portiere, quindi abbiamo subito quello che non avevamo subito prima con il nostro portiere. Però siamo riusciti a segnare un gol anche in questa gara, come abbiamo fatto prima con Feltre, con Forno di Zoldo mi pare, e quindi direi che è andata più che bene anche ancora questa trasferta in terra di Pieve di Cadore, dove oggi eravate ed erano quelli dell'Ice Team Sambe padroni di casa, per così dire. Giocavano in casa contropiede adesso stanno dilagando un po'. Il numero 19 che tutto da solo ha fatto è andato ad insaccare alle spalle del portiere, che perdono ancora palla. Il Samve può rigiocarla in velocità per ripartire o cercare quantomeno di ripartire, cosa che non riesce. Sì, è riuscito, poi un alleggerimento in avanti che il portiere blocca e fa a sua volta ripartire i suoi. Dalla parte opposta siamo già con questo tentativo di giocarla addirittura da terra riuscito, poi andiamo dentro a vedere gol. No, gol o finita la partita? Finita la partita. È bello vedere i ragazzi di San Vendemiano che si abbracciano. Il 91 è Leonardo? Infatti si vede la differenza. Beh sì, ragazzi, guardate, c'è stato questo cambio del portiere, guardate, 91 e 83, eccoli là, quindi un po' di cambio c'è stato e un po' di perdita di fisicità c'è stata. Allora, abbiamo concluso anche per oggi, direi, ne abbiamo sparate abbastanza, tu ti sei fatto un'idea, poi te la studierai a casa meglio, quindi con il papà vedrete un attimo quello che c'è da studiare, da fare, da vedere. Noi lasceremo anche le immagini per il momento da Pieve di Cadore, perché poi mi pare premieranno il miglior giocatore come avevano fatto l'altra volta, oppure no? Hanno detto che hanno fatto gli auguri per i bambini che hanno fatto gli anni, che hanno compiuto gli anni. Ah, ho capito. Sì, non hanno fatto. Di solito si fa, ma in questo caso non. In questo caso no. Fatto, però Bene. andò l'audio. Bene, allora David, io ti ringrazio per essere stato qui anche quest'oggi. Cosa stanno facendo qui? Stanno abbracciando il gigante buono, e quindi c'ha un bellissimo casco questo, farei hockey solo per avere il casco. Il portiere, sì. Bellissimo. E quindi adesso è finita, le 3 partite che abbiamo visto si sono concluse, la linea ritorna alla regia qui a San Vendemiano. Ti ringrazio, avremo altre occasioni per commentare e vedere la crescita, insomma, piano piano di questi vostri ragazzi che stanno facendo una bellissima cosa qui a Sambe. Grazie David, e buon Natale se non ci vediamo. Anche naturalmente auguri a te, famiglia, alla piccola ragazza Isabella, che corre, Isabella, il papà, tutti quanti. Insomma, bene, a presto, buona giornata. Stringetevi, ammucchiatevi di più, per stringersi.
Guardate i fotografi. Sulle mani! Grazie a tutti, buona giornata, buona domenica.